Bentornati a un nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Notiamo dal satellite il passaggio instabile da ovest che già coinvolge il nord-ovest portando delle precipitazioni sparse. Notiamo infatti l'impulso instabile che aziona sulla Gran Bretagna e i Paesi Bassi, che porta questa circolazione instabile proveniente da nord-ovest. Circolazione sud-occidentale che continuerà nel corso dei prossimi giorni, con una nuova perturbazione attesa a partire da giovedì fino alla giornata di venerdì al nord, con forti piogge e temporali, mentre al sud avremo dei temporali sparsi martedì pomeriggio. Questo è infatti quello che notiamo dalla grafica, l'evoluzione meteo per i prossimi giorni. La giornata di martedì, come vedete, evolve per questo flusso instabile in azione proprio, come abbiamo detto, sull'Inghilterra, sui Paesi Bassi, che provoca di conseguenza un passaggio di un fronte instabile temporalesco verso il nord Italia, e quindi provocherà questa instabilità che si creerà poi a causa di questo minimo depressionario, come vedete, sui Balcani, che azionerà e provocherà quindi dei temporali sparsi sul settore appenninico. Infatti notiamo come la nottata e la mattinata di martedì sarà relativamente instabile, principalmente coinvolte da piogge moderate ma comunque deboli di intensità sulle medio-alte pianure venete e sul Friuli, in estensione poi verso le coste adriatiche nella mattinata e pomeriggio, con attività convettiva in sviluppo su tutto l'Appennino fino ai settori meridionali. Come vedete arriveranno dei temporali anche forti, accompagnate da locali grandinate, specie sull'Abruzzo e sulle Marche, e poi in nuova formazione sulle Alpi centro-orientali, ma comunque in attenuazione nel tardo pomeriggio sera. Come vedete il tempo tornerà tranquillo dappertutto nella giornata di mercoledì, quando avremo una temporanea pausa dai fenomeni al nord, con una ripresa invece dell'instabilità sul settore appenninico, localmente anche sulle prealpi lombardo-venete, ma nulla di che. Avremo dei locali rovesci e poi, come vedete, in attenuazione serale. La cosa più interessante ovviamente è l'arrivo di questo passaggio instabile, di questo nuovo fronte temporalesco ancora più intenso, che arriverà nella serata e nottata di giovedì. Nella nottata di giovedì transiterà già sulle prealpi lombardo-venete questo potente fronte temporalesco e si azionerà proprio nella mattinata di giovedì per portare forti rovesce temporali su tutto il Veneto, nuove forti precipitazioni intense, possibili accumuli oltre i 60 mm sulle alte pianure e sulle prealpi, e in estensione poi ovviamente verso il Friuli, con nuova potente instabilità per tutta la giornata di giovedì, come vedete, con forti rovesce temporali principalmente sull'Abruzzo, ancora una volta sulle Marche, insomma su quasi tutto l'Appennino, specie quello centrale e tosco-emiliano. Ancora una volta forti precipitazioni e temporali in nuovo sviluppo sulle Alpi centro-orientali, e insomma una situazione ancora molto dinamica che contraddistingue principalmente il settore del nord Italia e il versante appenninico. Come vedete poi nuova instabilità, nuova perturbazione in arrivo dalla serata da nord-ovest. Come vedete sul nord-ovest, sul Piemonte, Lombardia, nuova attività convettiva, nuovi rovesci temporali di forte intensità associati a nubifragi, ancora una volta rischio di alluvioni, di grandinate fino a piccole e medie dimensioni, sempre tra la serata di giovedì e la nottata di venerdì. Questo l'impulso instabile. Come possiamo notare infatti dalla grafica, la dimostrazione di questo passaggio instabile che si annuncia, come vedete, nella giornata di giovedì. Vedete la depressione che è situata sulla Scandinavia e sull'Inghilterra riuscirà ad inviare questo potente fronte temporalesco, questa perturbazione che farà ingresso proprio giovedì, portando quindi dei forti rovesci temporali in coinvolgimento appunto su tutto quanto il settore del nord. Importante perturbazione invece quella che arriverà tra la serata di giovedì e la giornata di venerdì, proprio perché questo nucleo che si era posizionato sulla Scandinavia riuscirà a scendere, questa goccia fredda, per portare una nuova forte instabilità proprio sul settore del nord Italia nella giornata di venerdì, quando è previsto appunto il forte marcato peggioramento, condizioni di maltempo. Questa perturbazione che sembra assai confermata da tutti quanti i centri modellistici, che vedrebbe questo nuovo forte peggioramento, e come vedete i due anticicloni, quello azzorriano situato proprio sul ovest dell'Europa, come vedete in approfondimento ulteriore, e quello ovviamente africano che sembra ancora rimanere consolidato sul Nord Africa. Quindi ancora condizioni di marcata instabilità che
coinvolgerebbero principalmente solo il nord e l'Appennino tosco-emiliano. Al sud invece resisterebbe un campo anticiclonico debole, ma comunque che porterà sempre tanta stabilità. Ancora non si intravedono piogge al sud, insomma davvero dinamica come situazione per quanto riguarda il nord, ancora stabile e secca invece al sud. Come notiamo, infatti, le precipitazioni si concentreranno principalmente su tutto quanto il nord, principalmente la Lombardia e il Veneto a rischio, e su tutte le prealpi, alte pianure a rischio di nubifragi, ancora una volta alluvioni e quindi una forte ondata di maltempo che durerà molto probabilmente tutto quanto il giorno, e quindi ancora a rischio di accumuli oltre i 100 mm sulle prealpi e le alte pianure. Insomma, davvero molto critica questa evoluzione che si prevede da tutti i centri di calcolo. Non si avvertiranno temporanee pause, con ancora instabilità invece sempre al nord. Non si intravedono scenari positivi anche per il weekend, questa depressione sembra continuare a rimanere ben solida, e notiamo invece appunto il repentino cambiamento che si avvertirà appunto già dalla giornata di giovedì, quando le temperature saranno sì aumentate, comunque su valori primaverili, ma vedete questa discesa fredda dai quadranti nord-occidentali provocherà proprio dalla serata di giovedì un tracollo termico deciso in ingresso sulla Francia e in ingresso poi successivamente a partire dal nord-ovest, con forte calo termico e temperature che finiranno leggermente sotto la media su tutto quanto il nord nella giornata di venerdì, valori massimi non oltre i 17 gradi, e anche stessa cosa sulla Sardegna, valori massimi tra i 19 e i 20 gradi. Insomma, il sud invece viverebbe sempre condizioni termiche attorno ai 24-25 gradi, comunque termiche davvero ancora primaverili, nulla di estivo. Ancora dovremo aspettare, ma vedremo per quanto. Vi aggiorneremo nel corso dei prossimi giorni per ulteriori novità. Rimanete come sempre aggiornati.